Ciao Fioi! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul Monte Tomba alla trattoria Damiette, uno dei miei posti preferiti del cuore, in cui vengo spesso quando posso con i miei amici e in cui porto per la prima volta oggi Debbie. Il Monte Tomba è un luogo interessante perché è pieno di sentieri, comunque per fare delle camminate, e dove ci sono anche dei luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Vi consigliamo quindi di prendervi una bella giornata di sole come questa di oggi per venire anche in anticipo e farvi una camminata, oppure farla dopo pranzo, anche se sarà un po' dura perché magari sarete un po' appesantiti. Noi adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare finalmente. Io sono un guardiano del monte qua, un guardiano del monte. Difendo questo posto qua. È nata come malga. Sì, è nata come malga. Mio nonno aveva la malga Doc Roncade qua, vicino, che è a 200 metri. E dopo hanno costruito, dopo la prima guerra mondiale, hanno costruito questo posto qua, che è una trattoria. Noi abbiamo sempre fatto anche attività agricola, nel senso siamo nati contadini, quindi l'orto, il cappuccio e le vacche da latte, e quindi anche i formaggi. E mio nonno sulla Cucina Italia 1965 è stato fatto un articolo proprio del Morlacco, il Morlacco del Grappa. Questo monte qua, prima della prima guerra mondiale, si chiamava tutto Monfenera. Dopo la prima guerra mondiale hanno aggiunto il toponimio del Monte Tomba perché hanno combattuto e tanti sono morti. Breve descrizione di questo piatto di antipasti, stack, con una giardiniera fatta in casa, un paio di formaggini, una soppressa e della puppa. Tutto molto bello a vedersi. Soppressa pazzesca. Consistenza meravigliosa. Aspetta. Molto fresca, tagliata anche un po' grossa. Molto magra anche. Abbiamo asiago e ricotta affumicata. Ricotta affumicata era quella. Facciamo il ragù misto maiale e manzo, e dopo ho fatto il pasticcio, però qua il merito è della Clara, della Clara che è la Clara. Conto 5 strati in questo pasticcio, profumo buonissimo, bello sugoso e bello croccante sopra. Assaggiamo. Molto buono. Lovely. Assaggio. Buono. Sembra proprio un pasticcio di casa. Sembra proprio un pasticcio di casa ed è molto simile a quello che fa mia mamma. Forse mia mamma lo fa ancora un po' sugoso, un po' di più. Però guardate che bel colore che fa. Buono, veramente buono. Vi faccio vedere il ragù. Buono. Mi piace anche che sono delle tagliatelle grosse, tipo pappardelle, perché stanno assorbendo molto bene il gusto del ragù, quindi mi piace questa scelta. Noi doporemo i tagliatelle del Monte Grappa. Allora, intanto vedo un ragù bianco classico, senza particolari guizzi creativi, ma che ha un bel colore e bello abbondante. Devo dire veramente pazzesca. È giunto il momento di tocciare, come si dice in Veneto, ossia fare la scarpetta. Procediamo. Là. Pollo in tocio, come si dice qua. Di tocio, di ciocetto ce n'è parecchio. Ha un profumo buonissimo. Guardate il boccone, che bello umidino che è. Assaggiamo. Molto buono.
Menzione speciale per le patate che sono fatte in umido con il sughetto. Sono la tipologia di patate quelle super farinose, buonissime. Io invece ogni volta che vengo qua mi vizio con questa polenta che loro fanno abbrustolire nel caminetto, cioè le cadeve, cioè, croccante, pazzesca. Polenta e tocio come una volta. E la polenta poi. Siamo fortunati che qua vicino al mulino Favrin di Pagnano macinano ogni settimana la farina e la tengono in grano e viene macinata ogni settimana, sicché non serve conservanti o altre cose dentro sulla farina. Assaggiamo questo polletto anche, dai, il polletto di Debbie. Un pollo veramente magro comunque. Guarda come sgocciola. Facciamo le cose fatte bene. Prendo del crème. Come dice una pubblicità, irresistibile scioglievolezza. Molto scioglievole. Cioè bello grasso, alla fine la carne vicino all'osso, bollita. Ci sta un po' di crème che ci dà un po' una spinta. Ci dà l'acido, buono, molto buono. Proviamo questi ossibuchi. Mamma mia. Una cosa molto interessante che sto scoprendo in diretta con voi è il crème, perché quando ero piccolina mio nonno lo faceva, cioè nel senso che aveva la radice e se lo faceva lui per mangiarlo con questo tipo di carne e io lo odiavo, cioè dicevo che mi faceva schifo e tutto, però adesso sono cresciuta ed effettivamente ci sta da Dio e ci sta molto bene. Ossi da massi. Beh, quello sì, è un classico. E il crème? E col crème ovviamente. Col crème, ok. E il crème è fatto da voi anche? Sì. Wow. Le radici grattugiate a mano. Se voi vi fa vedere anche dove che lo pianto, perché io ho una cultura del crème. Del crème, sì. Si raccoglie sempre d'inverno. Il detto popolare, i mesi di R. Sicché? Novembre. Quindi si può raccogliere. Questo qua è proprio sul momento più interessante. Quindi questo ha 3 anni. Perché venga così ha 3 anni. La presa del crème era fatta con la zappa. Vedi? Tu praticamente scavi. Ok. E guarda che bello che è. Guarda. Ah sì. È bellissimo, vedi? E dopo trovi la radice che viene grattugiata. Eccola. Arrivata. È arrivata. Wow, ma è grossissima. Vedi? Certo. Questo è il rafano o crème mitico. Pazzesco. Viene fuori un bel vasetto, nel senso che allora l'utilizzo della foglia è una cosa che ho scoperto da poco, nel senso che non pensavo che fosse commestibile e sì che però dentro sull'insalata dà un gusto particolare. Il Monte Tomba è un'oasi fresca in cui rifugiarsi dal caldo torrido della pianura in estate, mentre d'inverno regala una vera atmosfera di montagna a poco più di mezz'ora dalla pianura. Miet è sempre una garanzia,
è come fare un viaggio nel tempo, nella cucina dei nostri nonni, con il calore del camino che scalda una domenica tranquilla. Noi continuiamo a cercare posti buoni da raccontare. Se volete scoprirli insieme a noi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Bene raga, noi vi aspettiamo qui da Mieti, io sono Giorgia, lei è Beatrice. Io lei sono è- Silvia. Bene, qui Vi aspettiamo in tanti, l'ambiente è bellissimo, gente giovane, tante Esatto. birre, tante ombre, quelle qua. Se vi comportate bene vi offriamo un grappino, ma solo se vi comportate bene. Ciao belli, ciao.